La violenza all'alba nella pista da ballo che incomincia a svuotarsi. Due giovani, un 24enne russo e un 30enne moldavo, sono rimasti feriti da alcune coltellate e sono stati soccorsi dalla polizia, intervenuta all'interno della discoteca Utopia di Via dei Colli a Padova dopo la chiamata di alcune ragazze che segnalavano una rissa. Il 24enne russo ha riportato una ferita al polso, mentre il 30enne moldavo alla schiena. La squadra mobile in queste ore sta cercando di ricostruire la dinamica, identificando e ascoltando gli altri clienti presenti nella discoteca al momento della violenza. Il questore Marco Dorisi ha disposto anche i controlli sul locale per una possibile sospensione della licenza. Ma quella alla discoteca Utopia di Brusegana non è stata l'unica violenza in città nel fine settimana. Le volanti alle 6 del mattino di domenica sono intervenute anche al portello per una rissa in strada. A scatenare tutto sarebbe stata la gelosia. Tre ragazze uscite con tre ragazzi da un locale volevano allontanarsi con un altro gruppo di giovani e così è scattata la lite. All'arrivo della polizia tutti e sei sono stati identificati e indagati per rissa. Si tratta di 6 giovani tra i 22 e i 28 anni, tutti padovani. Uno di loro ha riportato la rottura di un dente. Al vaglio del questore possibili misure di prevenzione personale. La violenza tra giovanissimi è sempre più frequente in città. Qualche giorno fa 6 minorenni sono stati denunciati dopo una rissa con spray al peperoncino nel tram, una situazione che deve essere gestita, tuona l'opposizione in consiglio comunale. Io penso che sia giusto chiamare queste persone con i loro nomi. Delinquenti, sono dei giovani criminali che si organizzano con lo scopo di creare risse, con lo scopo di ritrovarsi per mettere a repentaglio anche la sicurezza dei residenti, dei cittadini e anche di tanti altri giovani purtroppo che magari vorrebbero vivere la città in modo sano e che invece si ritrovano molto spesso ad essere aggrediti da questi gruppi di delinquenti. È evidente che anche su questo il governo sta ampiamente facendo la sua parte con il DL Caivano. Noi a Padova non vogliamo che ci sia un'altra Caivano e quindi è necessario che anche l'amministrazione comunale adotti tutti quegli strumenti che ha a disposizione per intervenire.